Salve! Con questa clip concludiamo la serie di riflessioni sull'italiano regionale di Sardegna parlando della categoria grammaticale delle interiezioni, accenneremo poi ad alcuni fenomeni che riguardano il lessico, ci soffermeremo su alcuni aspetti retorici del nostro parlare e scrivere la lingua italiana e vedremo infine qualche esempio di parlato giovanile in cui emerge l'italiano regionale. Nel caso delle esclamazioni o interiezioni, nel nostro italiano assistiamo a due fenomeni distinti. Il primo è la trasposizione di interiezioni prese tali e quali dal sardo. Andiamo a prendere un caffè. Aiò, ci fai compagnia? Aiò è chiaro che arriva dal sardo. Miche se non la smetti lo dico alla prof. Mi è una forma tronca dell'imperativo mira, cioè guarda. Possiamo usare anche l'interiezione là che domani c'è sciopero, con lo stesso significato. Pensa che, come è caduto, si è fratturato un braccio, cessu cessu. Cessu, che compare spesso nella forma reiterata e quindi come cessu cessu, equivale grosso modo alla locuzione interiettiva mio Dio. E infatti cessu è una storpiatura del sardo Gesusu. L'interiezione cessu in genere esprime sconforto, spavento. Può comparire anche nella forma c'è, visto l'hai quanto era veloce. In questo caso invece esprime meraviglia. Da osservare anche la posposizione dell'ausiliare nell'interrogativa diretta e di cui abbiamo già parlato in una delle clip precedenti. L'altro fenomeno che riguarda le interiezioni, come ci ricorda la professoressa Cristina Lavinio in Aspetti grammaticali dell'italiano regionale di Sardegna, è il cambiamento di significato e talvolta anche di contesti d'uso di interiezioni che esistono nell'italiano standard. Cioè, anche per via di una intonazione particolare con cui le pronunciamo, cambia la semantica e cambia il significato di interiezioni che nella lingua italiana sono presenti. Vediamo qualche esempio. Pensiamo all'esclamazione ba, che in italiano esprime incertezza, incredulità, rassegnazione. Bah, non so proprio come fare. In Sardegna ba, specie se ribadita nella forma va, veicola o sorpresa o sospensione e attesa nei confronti di un'azione che si sta compiendo sotto i nostri occhi. Viene da dire va quando si sta per verificare un evento spiacevole, un incidente, un incontro indesiderato o qualcosa di simile. Se si trova in fine di enunciato, invece, ba serve a sottolineare con forza quanto appena detto. Per esempio, ti ho detto di smetterla, ba. Se preceduta da corrisponde a ma va per esprimere disaccordo con quanto sia stato appena detto dall'interlocutore, oppure, se prende un tono interrogativo, serve a mettere in dubbio qualcosa. E bah. Solo in quest'ultimo caso l'accezione sembra corrispondere a una di quelle date dal linguista Tullio De Mauro nel suo Gradit. Pensiamo a un'altra interiezione. Prendiamo per esempio il caso di ne, che nell'italiano regionale del Piemonte e della Lombardia, in espressioni colloquiali, specialmente in frasi interrogative, si usa per chiedere conferma di quanto appena detto. Che non ti piace il pesce ne, per esempio. Anche in frasi affermative si può usare con valore pleonastico. Te l'avevo detto ne che saresti stato bocciato. In Sardegna invece, sia nella lingua sarda sia nella varietà regionale di italiano, ne significa tieni, deriva probabilmente da teni, tene o forse è un imperativo di neare, lavai, come sostengono alcuni linguisti.
Prendiamo per esempio l'interiezione to, che nell'italiano standard esprime sorpresa, stupore, meraviglia. To chi si rivede, possiamo dire. Per noi sardi invece to è una sorta di incitazione a fare qualcosa, equivale grosso modo all'italiano dai, orsù, come in to, vai, to, dammelo, ed è la forma abbreviata del dialettale tocca, iussivo usato nella stessa accezione e che può occorrere anche in tale forma estesa, come per esempio nel campidanese e vai docca. E da qui, passando all'italiano regionale di Sardegna, corrisponde al vai to dell'italiano standard, ma anche meno di frequente vai tocca oppure tocca vai. Tra l'altro, nel parlato conversazionale dialettale, vai docca assume spesso un valore traslato e significa allora ma va, per mettere in discussione quanto l'interlocutore ha appena affermato. Cioè qualcuno dice qualcosa con cui noi non concordiamo e gli diciamo e vai docca. E così come in sardo tocca è spesso seguito da ca, anche nel nostro italiano regionale tocca spesso è seguito da che. Tocca che andiamo a fare una passeggiata, sentiamo dire spesso. Parlando ancora di interiezioni, la professoressa Lavinio ci ricorda la tendenza tutta sarda ad aggiungere una A finale anche alle più banali ai e oi, che diventano così in Sardegna aia, frequentissima, e molto spesso sentiamo anche oia con questa A finale aggiunta. Parlando del lessico del nostro italiano regionale, tralasciamo gli inserti di parole che arrivano direttamente dal sardo. Pensiamo a termini che si riferiscono soprattutto a specialità gastronomiche, i malloreddusu, le lorighitas, soscannisones, suortau e così via. Ma non solo, pensiamo anche a parole come leppa, i carabinieri gli hanno trovato la leppa in tasca, oppure trassa, io già l'ho capita la trassa, e a parte l'uso di già alla sarda, trassa sta per intrallazzo, strategia. Vi dico solamente che questi prestiti possono restare tali e quali in italiano, oppure possono essere adattati alla morfologia dell'italiano, come in questi esempi da noi documentati a Oristano. La situazione ci si trova in ristorante, gradireste 2 lorighite al sugo di cinghiale, il morfema lessicale, la radice, la base che esprime il significato è sarda, cioè lorighita, mentre il morfema grammaticale, quella è finale che indica il genere femminile e il numero plurale, è italiano. Oppure in un'altra situazione comunicativa, ci si trova in questo caso in panificio, mi metta quei 2 cifragetti, dove anche in questo caso il morfema lessicale, la base che esprime il significato è sarda, il sardo civraju, mentre il morfema grammaticale, il suffisso diminutivale etti, è italiano. Ma ancora potrei citare frasi da noi realmente sentite. Mi sono sbisogato leggendo il foglietto delle illustrazioni, dove sbisogato è chiaro che arriva dal sardo sbisogai, cioè sforzare la vista, accecarsi. Un discorso particolare poi merita la parola sussa. Sussa significa aggressione con una serie di percosse. In sardo noi diciamo surra, carda, che ci deriva dal catalano surra, ma che in Sardegna invece incrociamo con l'italiano bussa, che ha lo stesso significato. Ed allora succede che moltissimi sardi, convinti di esprimersi in italiano standard, dicono delle frasi come gli hanno dato una bella sussa, ma come abbiamo detto sussa in italiano non esiste.
Per quanto riguarda il lessico, facciamo giusto un cenno al fenomeno per cui, come ci ricorda la professoressa Ines Loi Corvetto, utilizziamo delle parole che esistono nell'italiano standard ma con un diverso significato. Utilizziamo cioè delle parole dello standard modificandone il significato o per ampliamento oppure per restringimento. Vediamo un esempio che riguarda un caso di ampliamento di significato. Prendiamo il verbo fai o fagere del sardo e il verbo fare dell'italiano. Il verbo fare sia in sardo sia in italiano è un verbo polisemico, cioè ha tantissimi significati. In sardo assume anche il significato di essere possibile, che invece però il verbo fare non ha nella lingua italiana. Quindi, quando noi in Sardegna diciamo proprio domani non fa, per dire proprio domani non è possibile, stiamo facendo un calco semantico sul sardo con la conseguenza di ampliare i tanti significati che il verbo fare ha in italiano e gliene aggiungiamo uno, cioè quello di essere possibile che però in italiano non ha. Ma prendiamo esempi come le parole accozzare, che in italiano standard significa riunire insieme in modo disordinato, mentre nel nostro italiano regionale assume il significato di favorire una persona. Lo stesso dicasi per il sostantivo accozzo. Lui è entrato in regione per accozzo, diciamo spesso. Boccone, quantità di cibo che sta in bocca, questo è il significato nell'italiano standard, mentre da noi assume il significato di murice, cioè quel mollusco che mangiamo, buonissimo. Pensiamo al verbo cacciare per vomitare, pensiamo a cercare, che noi in Sardegna utilizziamo nel nostro italiano regionale con il significato di molestare, oppure citare, tirare in ballo inopportunamente. L'ho picchiato perché stava cercando a mia sorella con l'accusativo preposizionale. Pensiamo all'impiego che noi facciamo del verbo invitare, che significa in standard chiamare qualcuno a partecipare a una riunione, a una festa, a un pranzo, mentre nell'italiano regionale di Sardegna spessissimo significa offrire. Ti invito il caffè. Pensiamo a parole un po' volgari come merdona, che nell'italiano colloquiale significa persona spregevole, mentre da noi in Sardegna significa invece sorcio di fogna. Pensiamo a parole come passante, che ha in italiano tantissimi significati, mentre da noi in Sardegna significa anche saliscendi o parte scorrevole della serratura di una porta. Metti il passante alla porta, diciamo. E per non parlare di passata di, e non mi riferisco alla passata di pomodoro, ma a una quantità abbondante di qualcosa. Gli hanno dato una passata di colpi. Ieri sera ha fatto una passatina d'acqua quando piove leggermente e così via. Ricordo che abbiamo anche una serie lunghissima di calchi semantici sul sardo. Abbiamo già parlato del non fa, ma ricordo anche altre espressioni come ho assaggiato i fichi ma non sono ben cotti ancora, dove ben cotti sta o starebbe in italiano standard per non sono ben maturi. Abbiamo dei calchi sintematici, pensiamo al dire cosa per rimproverare, pensiamo al brutta voglia per esprimere il concetto di nausea. Sono tutte forme che chiaramente ci derivano dalle corrispondenti forme che troviamo in sardo. Qualche settimana fa ad Oristano ho sentito un signore che si lamentava della durata ridotta, troppo breve, delle Pariglie in via Mazzini. E questo signore ha detto:
per quello e per quello me ne rimanevo a casa, l'avrei vista in TV comodamente seduto nel divano. Ora sentite il per quello e per quello, che ricalca il sardo pogus e pogussu, ma prestate attenzione anche al comodamente seduto nel divano, in sardo diremmo in sul divano, e non, come invece dovremmo dire in standard, sul divano. Per gli approfondimenti rinviamo all'italiano regionale di Sardegna della professoressa Ines Loi Corvetto. Vediamo ora, seppur di sfuggita, qualche aspetto del nostro italiano regionale per quanto riguarda la retorica. E iniziamo con il parlare dell'antifrasi. L'antifrasi, ricordo che è una figura retorica per cui una parola o una frase vengono usate col significato opposto a quello proprio, cioè al significato reale che hanno. Quindi, come ci ricorda anche la professoressa Cristina Lavinio, l'antifrasi è uno dei modi in cui può realizzarsi l'ironia e consiste nel dire qualcosa che letteralmente è l'opposto di quanto in realtà si pensa e si vuole significare. Vediamo qualche esempio di antifrasi. Tanto è piccolina la difficoltà, oppure tanto già è poco cara la giacca, oppure tanto già è poca la miseria. Il già rafforzativo, come ci ricorda Cristina Lavinio, se in posizione iniziale, è sempre un segnalatore di antifrasi in enunciati del tipo già studia poco Gianni, già mangia poco Luigi. Un altro fenomeno frequente nell'italiano regionale di Sardegna è la cosiddetta permissio. Di che cosa si tratta? È l'esortazione ironica a perseverare nell'errore e si accompagna per lo più all'imperativo. Per intenderci è quella forma, quella espressione che sentiamo e che pronunciamo quando diciamo frasi come fuma fuma, vai vai, bevi bevi, ridi ridi. In Sardegna molto frequenti sono quelle al negativo. Per esempio, non studiare tu, non ubbidire, non stare attento e così via. Infine, vediamo un uso particolare delle forme negative per significare un'espressione invece constativa, assertiva, come ci ricorda Cristina Lavinio. Immaginiamo che io mi esprima dicendo ieri sono andato al mare e non ho trovato Piero, dove letteralmente dico che non ho trovato Piero, ma la verità è che voglio esprimere la meraviglia di aver invece trovato al mare Piero. Quindi qualcuno mi dice per esempio qualcosa che io conosco benissimo e noi nel nostro italiano regionale sardo spesso diciamo e non lo so, che letteralmente stiamo dicendo di non saperla, ma la verità è che vogliamo dire lo so benissimo. E non ho incontrato Paola al mercato, per dire invece che non me l'aspettavo e ho incontrato Paola. I tratti dell'italiano regionale di Sardegna emergono spesso con finalità mimetiche nella narrativa di molti autori sardi che nelle loro opere attingono al repertorio plurilingue della Sardegna o delle zone della Sardegna, delle sub-regioni della Sardegna, in cui ambientano le loro opere, svelandone così gli usi linguistici. Fra gli altri se n'è occupata con innumerevoli contributi scientifici la professoressa Cristina Lavinio e a questi studi rinviamo per gli approfondimenti. Chiudo ricordando che l'italiano regionale emerge anche in modo molto chiaro
come è normale che accada, negli usi linguistici dei ragazzi, cioè nel cosiddetto linguaggio giovanile. Non mi soffermo in questa sede a descrivere le caratteristiche dei linguaggi giovanili, riporto solamente alcuni esempi reali sentiti da ragazzi o ragazze di circa 15-16 anni della provincia di Oristano, soprattutto dei paesi limitrofi alla città di Oristano. Là, questa cringe che mi ha grisato, dove c'è l'interiezione là, poi c'è l'anglismo adattato all'italiano cringe, e poi c'è il sardo grisare, e questa frase l'ho sentita pronunciata da una ragazza con riferimento al fatto che, avendo inviato ad un'altra sua amica un messaggio con WhatsApp, l'altra amica l'aveva ignorato, quindi non le erano comparse le spunte blu, le spunte azzurre. Oppure non fa a guardarli, con il non fa di cui abbiamo già parlato, non fa manco a incrubarmi qui, che non ho niente a cui tenermi. È chiaro che qui è usato consapevolmente incrubarmi, perché conferisce una carica espressiva particolare. Se mi metto degli occhiali così indisco già mi vedi, sentite il mi per guarda, indisco le forme abbreviate tipiche del linguaggio giovanile, e questo già mi vedi alla sarda. No, non è lui, minchia, però gli assomiglia un botto, dove un botto sta per tantissimo, e io già mi sto zitta con questo già alla sarda. Scusa, ma tu come ti permetti a prendere in giro quel ragazzino? Come ti permetti a prendere in giro, con questo inserimento della preposizione semplice a, che ci deriva evidentemente dal sardo. Ci credo che hai caldo, se ti fai la doccia con l'acqua bollente. Mi è arrivata questa sbentiata di calore, sbentiato chiaramente con funzione espressiva, quindi usato consapevolmente, ma preso dal sardo. Ma cosa hai speso molto? Mi hai comprato 2 cose in croce, con questo ma cosa che è il sardo maitta, e poi 2 cose in croce che ricorda il duas cosas a grugi de Susardu. Ne abbiamo fatte altre di foto, ma Tizio non vuole ammetterle perché non gli piacciono, non vuole ammetterle, ne abbiamo già parlato, e così via. Nel parlato giovanile e regionale emergono forme che vanno da taffigo a bette trend, come ci ricorda Cristina Lavinio, per esprimere apprezzamento in espressioni in cui gli introduttori più tipici di esclamative sarde, ta o itta campidanese e bette invece che sentiamo nel nuorese, si associano a voci tipicamente giovanili panitaliane o ad anglismi che appunto fanno trend, come ci ricorda la Lavinio. Io, amiche e amici, mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione che avete riservato a questa iniziativa del Centro per i Servizi Culturali UNLA di Oristano. La speranza è quella di aver contribuito almeno un po' alla presa di coscienza della ricchezza del nostro repertorio linguistico, formato, come abbiamo detto, da 2 lingue, che in Sardegna, dove si parla sardo, sono il sardo e l'italiano, e dalle rispettive varietà. L'italiano regionale è una di queste varietà. Continuiamo, come ho detto anche in un'altra occasione, a parlarlo, continuiamo pure a scriverlo, ma coscientemente, evitandolo in quei contesti, in quelle situazioni comunicative in cui è opportuno ricorrere all'italiano standard. Credo che ora il paragone che feci in una delle prime clip risulti più chiaro. Le varietà del nostro repertorio linguistico e i relativi registri sono un po' come gli indumenti del nostro guardaroba.
li indossiamo a seconda delle situazioni in cui ci troviamo o a seconda delle attività che andiamo a svolgere. Se sono invitato a una cerimonia mi abbiglierò in un certo modo, curato, elegante. Se, visto che questo è ancora il periodo, vado in campagna a cogliere asparagi, indosserò un abbigliamento dimesso. Ecco, il repertorio linguistico cui noi siamo esposti è un po' come il nostro guardaroba. Per ciascuna occasione in cui ci troviamo abbiamo la possibilità di scegliere l'indumento giusto, quello più consono, più adatto a quella particolare situazione. Qualcuno di voi ci ha scritto in privato manifestando una certa delusione circa la scarsa comicità di queste clip. Il nostro scopo in realtà non era quello di far ridere o di far sorridere sul modo in cui parliamo l'italiano. Insomma, noi non volevamo fare la parodia dei sardi quando si esprimono in italiano. Ci sono degli eccellenti attori, delle eccellenti attrici, dei cabarettisti, degli artisti che lo fanno in modo egregio. Come ho detto in uno dei primi videoclip, abbiamo voluto condividere questo percorso di riflessione sui nostri usi linguistici, avvalendoci di importanti contributi scientifici, li abbiamo anche indicati in bibliografia, una parte dei quali abbiamo inserito, quindi nella bibliografia essenziale, che vi suggeriamo di consultare per gli approfondimenti, e però abbiamo allo stesso tempo cercato di dare a questi contributi scientifici un taglio un po' più divulgativo. Ecco, questo era il nostro scopo, questo era il nostro intento. Io davvero mi fermo qui, grazie ancora de goru possattentu chi sei già, adiosu e come sempre, asidorra avere un saluto.